con la barba sulla fine a sentire se non disturba questo libro messo così in piedi? no, sembra una piramide. Ci piace. Va bene. Allora, innanzitutto vi ringrazio, abbiamo riempito la sala anche stavolta. E questa è la seconda puntata di questo lavoro che stiamo facendo. La prima puntata l'abbiamo fatta in onore e in ricordo di Oreste, quando ci siamo incontrati qualche mese fa, e a Oreste continuiamo a ricordarlo anche oggi, perché è uno dei coautori della prima grammatica dei Regulars, e a lui e ad altri personaggi importanti della lingua sarda è stata dedicata questa grammatica. Ne ricordo di Edoardo Blasco Ferrer, grandissimo linguista, anche se spagnolo, però sappiamo che Nemo profeta in patria, ma sono tutti profeti qui in Sardegna per quanto riguarda il sardo, perché gli esperti più grandi poi alla fine vengono sempre da fuori. Oreste Pili, Paolo Pillonca e Oliviero Niovi, tutte persone che hanno collaborato col sardo, che hanno fatto tantissimo perché il sardo risorga e non venga distrutto da leggine più o meno secondo lui sbagliate. E per questo poi che è stato fatto questo lavoro su questa grammatica sarda. Presento innanzitutto i due relatori, Valentina Pulina, che viene da Ploaghe, Stefani Gherti, che invece viene da Mogolo. Metaforicamente. Però vivono qui in zona, quindi è anche stato facile interpellarli. Valentina ha lavorato per quanto riguarda la parte logudorese, invece Stefani insieme a tanti altri autori, alcuni autori, ha lavorato per quanto riguarda la parte invece campidanese. Sembra strano, visto che ci troviamo in Sardegna, riuscire a trovare una sintesi fra due grandi varianti della lingua sarda. Forse è la prima volta che questo accade. Non abbiamo voluto stravolgere niente, abbiamo voluto invece mettere le due grandi varianti insieme con un'unica normativa, con un'unica grammatica, con un'unica ortografia, in modo che dappertutto in Sardegna si possa utilizzare lo stesso libro di grammatica. Che poi sia questo o sarà qualche altro, poco importa. L'importante è che si salvino sia il campidanese, così com'è, campidanesi vari, e sia il logudorese così com'è. E questo ce l'ha dimostrato Valentina col suo lavoro fianco a fianco. Invito innanzitutto il sindaco per un saluto, perché poi lui ha i suoi impegni istituzionali, ma cercheremo di trattenerlo qui, promettendogli le paste alla fine della serata, anche se non ci saranno. Bene, allora, Francesco Dessi dirà due parole. Grazie. Buonasera a tutti, un saluto a tutti i presenti. Grazie per questa iniziativa. Penso ormai, oltre che organizzare questi convegni, questi incontri, la valorizzazione, la conoscenza, l'integrazione della lingua sarda, in questo caso la variante capitanese e quella logudorese, lavora molto bene anche nelle scuole. Lo ringrazio per il lavoro che sta facendo. Noi solitamente come amministrazione finanziamo questi progetti che ci presentano nelle scuole sul sardo e sulla lingua sarda, e quindi sono contento a partecipare a questa iniziativa. Diciamo che posso dire una cosa, mi posso appena allargare dicendo che le prime famiglie capoterresi provenivano dagli studi fatti erano 7 punti, la chiamavano, 7 famiglie, proprio dalla zona dell'Eudoro, quindi per noi è facile questa integrazione. E per questo che la sta facendo, una famiglia originaria capoterrese, ma a parte questa battuta, in effetti le prime famiglie, perché Capoterra fu rifondata nel 1655, il 9 maggio, guarda, cadeva proprio ieri l'anniversario. Proprio un feudatario che desiderava l'attuale proprietario di queste terre pensò di rifondare Capoterra col nome di Villa Sant'Efisio. Tra l'altro Capoterra nasceva nella costa, però fu distrutta dalle invasioni, eccetera,
Saracene e tutte le invasioni che abbiamo avuto in Sardegna, e quindi poi restò questo territorio almeno quasi 300 anni disabitato. Poi Girolamo Torrellas, che era un fioratario, pensò di fare un bando a carattere regionale per far venire delle famiglie a riabitare, a ripopolare questo bellissimo territorio. E quindi nasce Capoterra, tra l'altro non col nome di Capoterra ma col nome di Villa Sant'Efisio, perché Girolamo Torrellas era un devoto a Sant'Efisio e faceva parte dell'arciconfraternita di Sant'Efisio. Quindi inizialmente Capoterra fu rifondata con questo nome. Quindi ringrazio tutti i relatori e buon lavoro. Grazie. Allora, noi iniziamo subito con 2 parole da parte del nostro amico che adesso si presenta, perché non è giusto che presenti tutto io, un altro esperto di lingua sarda. Buonasera a tutti, sono Giovanni Spano. Sono Giovanni Spano, sono di Pitagidro e sono un membro del direttivo dell'Accademia del Susardo, che ho usato tutto su conoscenze, poi tra la buonanima dell'SPD e stati già sempre su residenti della fondazione, dell'Accademia del Susardo. Accademia del Susardo, che ha lavorato nero, poi fare questo libro e poi a valorare questa tesica Susardo di 2 scambas, questa scambas, che questo merì e usa ascoltare de Stefani e de Valentina. Su presidenti di questa accademia è traballando in fondo un spippiuso. Su presidenti non mi intendi, è traballando. Si serve da Massimo Madrigale ed è Gita Passata su presidenti no, e con esso che usa traballare ancora seguendo sul traballo che ha fatto Oresti, sul traballo che ha fatto Sabonanima di Oliviero Nioi ed è esatto su chi io su dedicato questo libro. Abbiamo Egitto e ora usa ascoltare Valentina e Stefano. Poi sul microfono, io ho una voce un pochino, col microfono forse si sente ancora di più. No, va benissimo. Va benissimo. Ma stavamo pensando di iniziare così, abbiamo discussione con Stefani e a cominciare su i campidanesimo, no? Io non devo solo udore, quindi sono un'istranza enorme, potrebbe essere un'istranza, però siccome non lo so, non mi intendo, ha pensato di scrivere due per aulas tra Oreste, perché io Oreste non l'ho mai visto né conosciuto e quindi mi sembrava giusto. E poi ti ha pocato gusto. Poi Taddeo, tutti gli anni del traballo in 4, noi non 4, noi non 4, ha imparato sul campidanese. E quindi è una che non sei in terra strangia. Poi a me mi fai piacere in mela, e stai questo merì con vosaltros. Prima di tutto, voglio a ricordare e apprezzare Oresti, Oresti non da Pumalvio, scemo che vedo una persona bravissima, brava mela, no, non era bravissima, ma non si deve pinnare, noi non abbiamo superlativo, quindi brava mela. E quindi devo fatto due righe proprio pensando a isso. E abbiamo scritto che lo devo ricordare in me di apprezzare, poi ha fatto un lavoro umano e a me mi fa piacere in meta di dare grazie per ciò che ha fatto con Susardo, con tutto Susardo, con questa lingua sarda. Questa lingua nostra, che noi, e che cosa nostra, e che noi non dobbiamo scaresci. E passare a spipiuso e a scrivere anche belli. Se ho d'accordo con questo che ha now, quindi questo che narra Oresti, questo dobbiamo proiettare ha scritto e now, in questo libro umano che ho presentato,
poi un'altra parte della storia nostra che è la poesia. A me mi piace meno, poi Tadeo è come ti posso dire, stagionia di Domomia, che alcuna cosa c'è, poi su Vradi già io via da un cantatore. Gio Maria Colina, Ranzolo, De Viale. Quindi Deo nasce in un ambiente in cui si cantava e ha sempre inteso cantata se quando abbiamo ciocchetta in Logudorese però. Quindi sta sottava e non sul tetto a Froriu, a Schinevisci, no, questo da comprendere più innanzi, però quando abbiamo minoretta lì su già io più cantava sempre in ottava. Quindi questo tutto è allora pensavo a Oresti, poi è importante questo che hanno e io sono d'accordo con me da questo. È stato importante in me da questa lingua nostra, su traballo umano fatto dai cantatori, da suo cantatores e da sa cantatores, de Campitano e de Cavesora. In Augusto, cosa ne pensate? Intendete questo che appunto voi? Andate bene? Andate in memoria, noi tornate a noi questo traballo umano. Questo traballo umano devo aiutare un po' questa parte sul Logudorese. Quindi questo libro che io ho scritto, questo traballo che sono fatto, e io ho seguito questo traballo già fatto con i Sarregolas, che poi sono un Sarregolas, quindi se io passavo dai Sarregolas a Sarregolas, ma questo discorso è sempre questo. Quindi seguendo questo traballo, torno grazie a Oliviero, al professor Pillonga che con me è stato importante in me da quando ho sempre lavorato con il suo guru, a Blasco che dopo ho conosciuto in altro anno quando famo in scuola, poi ho fatto cursus di formazione con Blasco, facendo un paragone tra italiano e sardo, e io sono scritto un libro in meta, Oliviero che non potevo scaresci, quindi tutto questo personaggi importanti, se no come a me ha fatto così te, adesso hanno fatto così a manna, però non si servito di straballo in solo, di sconsiglio in solo, poi ti fai anche una cosa che serve di questo ciò che è il nostro e poi questo che era bene su tempo su benidore insomma, o che da bene. Come se si rende incluso in capitanese che non è allora, tornate a noi e parete più sul di Logudorese vabbè, andiamo su dunque se ho come ti è andato prima come non mi la metto Giovanni andato che noi abbiamo su Sardo io ho scritto un Sardo a due braccia mi sa non mi piace su de cave sopra e su de cave del piede e lo devimus torrente sì va bene comunque è un abbraccio affettuoso il mio è una cosa più che mi sembra una cosa più metaforicamente insomma mi viene che devimus e allora devo pensato che tanto devimus tornare a so cantatores devo l'apponato che vieni sta sistema lugentes sono gigantes questa cultura nostra, perché isso con sua sabiduria e solo hanno dato tanto a questa lingua nostra. Cantende, come ti potevo narrare, esso venivano da un mondo del suo massaio, finizete semplice, chi veniva da uno delle scuole del suo vile, dell'ovile, però avevano gente che ha fatto la prima o la seconda classe elementare, ma sul chiuso avevano l'arte poetica in suo cuore e in sua mente. E isso sono quindi cresciuto appena questa capacità di fare rima, di narrare con sabiduria, quindi risulano, in Salimba faedana e faedana, e pure sommano, sulla metafora, noi in suspu oppure sulla metafora, e tutto proite finimanos, e sull'umano sono i guru, sono l'unico che si vuole a suo giudizio questa gente, quindi cantano in piatta ai settembre che si cantano andano bene o non andano bene, ma siccome che andano sempre bene, quindi solo pagano, proite lo pagano perché hanno ispirazione, noi andiamo su Samunta,
tutto dipende dai gusti. Ma appena questa capacità, hanno permesso a questa gente di avere una capacità di mano di conoscere ancora mezzo su questa lingua, su Campitaneso o sul Logudoreso, a seconda di questa zona in cui esso si hanno cantato. Come devo suonare per aula pro su libero, proite deo entro nel muro di scuola. Quindi noi abbiamo fatto un lavoro che comunque, come in scuola, seguiti su modo di varie lingue, o di varie lingue commenti. Prima di tutto noi abbiamo tutta una volta manna e sicuramente di sicuro questo è più merito del suo lavoro umano, di una rubrica che l'ho passato, fatto dai Stefani, da Massimo, dai miei vari. Sapete che serve per conoscere, cioè questa bibliografia, di questi autori, è stato un lavoro umano veramente fatto con sudore e con grande pazienza. E questo serve per la cosiddetta bibliografia, ma serve di pure per dare a chi magari lo legge per la prima volta indicazioni giuste per fare comprendere che sono tutto questo che viene dato come tributo a suo sacco, a sua lingua nostra. In caso sia da regola o come ti posso narrare, in caso sia da argomento che sia da letteratura, da mondo scientifico, ecco, io che va tutto ed è stato fatto con grande precisione, con grande capacità di proprio di seguire tutto da A a Z. Se trovate in contatto bene, questa è cosa che riguarda proprio la parte linguistica, cioè l'utilizzo, quindi l'impreo, con tutta la parte del discorso, quindi dall'articolo su nomine, su verbo, su preposizione, come ogni lingua, perché ogni lingua si studia a Gai, se uno uno si deve studiare a Gai. Se un piccino non ha una difficoltà di sviluppare, potete modo di assimizzare un libro di francese, un libro di spagnolo, e Gai basta su scritto, poi su vuoto, poi magari forse questo lavoro potrebbe essere compreso sia da uno da parte come si deve dire, perché se non lo fai di uno che non, cioè Dio pensa, come pensato, anche dello proprio si può fare su suo tempo e alla bene, proite, no che Dio che sono mai dente, dico che devono cane su cane, il sono lo sappo, ma se uno non lo sa e lo fa che deve un altro che non lo sa, e quindi va a chiedere. Sapete che in noi si può leggere mezzo su questo che su modo di scrivere e su modo di dare. Quindi questo serve di su modo di scrivere e andrà bene, perché tutto, non manca nulla, ma però vai dare non è facile. Io l'ho provato anche ufficialmente dai vago un pizzinello in quarto e non mi resessiano. Cane, non riuscivano, cani, su cani, su cani, cioè è difficile, guarda, per noi sì. Perché non sono di lingua madre. Vabbè, ma sono più sono gai. Se due anni magari in cacchi dalla parte più antica, ma sul piccino sono rivivere voi, guardo, vabbè, ma forse in Bibbia no, forse si no che si fa da diviuso in Campitaneso. No, è quello che diviuso noi in Sabida. Cioè, ma non dobbiamo sovessare. Noi è una cosa, cioè non è da sottovalutare. Questa cosa, perché Dio l'ha provato, l'hai fatto facendo dramma, commedia, qualche volta non so piccino e con tutta amica mia che Milvia che è bravissima, io ho imparato da essa su Campitaneso di guadagnare il quarteso, perché noi ne eravamo quarteso, però su piccino non è facile a narrare su cani, cioè torra, quindi devo narrare di questo lavoro ha da essere completato con questa parte di fonetica. No, fonetica, nel senso come non lo so. Fonetica sintattica. Che cosa? Perché per la terra, cioè... è vero. Vabbè, è una cosa che... Va bene, Dio... non posso parlare. Che ringrazio questo amico di Stefano e mi hanno dato una mano da giorno e insomma, ha pagato lo guardo del lavoro e Dio sono andata avanti.
avanti, se che non va e deve tutto me stessa, poi altri non ho potuto narrare. Grazie Valentina. Valentina. Anzi, no, la più usinata. Poi cominciamo che sono in Valentina, sala. perché non si Mi do scrive. scarescio perché mi sono in sala. Si scrive, no, anche come ti dico. Valentina, Valentina, Valentina. Valentina. Alla fine non si scrive. Allora. Valentina. Insomma, è De Bloaghe, chi conosce questa zona De Bloaghe ci dà un mente bello questo zona che sono andato in cuore. E il suo problema è proprio questo, no? De cercare di aguantare questo questionario, che sia logodoreso, che sia campitaneso, de est o de ovest, o de Bosa o de Sabaronia, no? Questo si deve aguantare. Non de più perdere su questionario Capo del Reso, su questionario Arbureso, già che c'è qualcuno Arbureso ma in noi, e dell'anti bida che ci punti. L'impegno nostro è proprio questo. De non fai cancellare sul linguaggio che noi teniamo in ogni vita. Poi aguantare però, ci ho un impegno, ognuno attende in noi, sa vicina cosa sua. La prima cosa che si narra, ragazzi, di più che sono desato, questa salvezza del usato, questi, poi non imponevo a entrare a scuola, questo è un problema. Su un mezzo bruso facile può arrivare alle famiglie a questa scuola. Chi non ci trabalha a trabalhar com os pichoqueiros, poi si trabalhano due volte nella famiglia. Mi da caso Deo, in questi ultimi 10 anni, quando os pichoqueiros dessa classe mia hanno fatto usato, contemporaneamente su babbe e sa mamma si interessano a usato, a vedere come lo scriviamo, a imparare cose tecniche che mancavano scienza, e poi si può comprare il libro, su cercare una mamma o babbo, ma noi in modo dei alunni miei. Quindi questa scuola è meno importante, però questa scuola non potevo imparare ogni vita sul dialetto cosa sua. Questionamenti e dovevo utilizzare, dove sono su Capo del Reso, con gli alunni miei. Però quando devo fai scrivere, se lo devo fai scrivere questa regola, non potevo scrivere srivoi, perché non è difficile, senza saper scrivere, non potevo scrivere mrajai, ciò che non sono scienti che non sono mrajai. Però ho imparato a scrivere pure, è scritto in marciani, come è tipico del suo campitanesso, nel suo comune. Questa è proprio cosa sermoni, e aici andando in tutti i fueghi si reggeo. Imparai come si furia su. Questa cosa poi andare a questionare precisamente Stefani Gherti. Come si furia su plurali in campitano. In campitano su plurale si furia aggiungendo una S. Però si vede spontaneo su quando narrao su plurale del gatto, narrao gatto su, no? E quindi biesica questionamenti, c'è questa vocale paragogica, che quando scrivo invece sa dire delle più vocali, quindi scrivo su is gattus, e specioccheddo si impara a scrivere is gattus. Is gattus mancai narrata i gattus. Ok, questo è il suo problema. Di agattai una aina che può andare bene, ponoso che narauso, manu, manus, e poi specioccheddo logodoreso che nata manu, manos. Che punti due cose differenti. E in modo passo su voi a Stefani Gherti, che è uno degli autori di questa grammatica, e su a entrare un pacchetto di bruso a intro di questo argomento più tecnico. Grazie. Grazie, saluto a tutti. Non per entrare troppo in questioni troppo tecniche, perché no, sa gente che si arroscia. Mancai a parlare do fuego sull'uso possai si importa che vedi il popolo lingua dei uno standard e una norma ortografica. A proposito di questo titolo posso usare lo standard, due norme sa vodotto su, posso impero formali di usarlo. Voi non sapevo che si usato una parte di scelte in lingua questionata, sempre per lo spago, ma una maniera per abbiazzare è finza di donare questa maniera di lavoro scrivere. E su standard, poi su standard, questo deponai prima di tutto che
estis avremmo cosa che compari di messa carta nel statuto di questa accademia del Sardo che narra che su diritto che io fare questa accademia sta fattante a consiminare propone con codrai svenia se chi sreviti a fare usata la quale esatta la lingua nazionale se chi funti a punto primo uno standard dessa lingua sarda a due norme scritta e questionata sa norma del suo campitanesimo e sa norma del suo locutores in una buona si userà a fare questo trabalho. Il testo standard, su standard è saprusania di importo o guardata chi vuole essere lingua e stanno chi vuole da vestire su status del dialetto e si fa in lingua. Poi si imperi su formali e ufficiali. Dunque si appunta a regola e norma a ricerca dedotto su e questo standard poi dona dignità di politica della lingua scritta. Il linguista s'annanta da serrenta lingua grovettura in sardo, lingua a tetto, e quando è una lingua usata, a questo punto di un linguista che si è interessato a questa questione del ladinus, lingua usata in forma innanzitutto scritta, ma anche orale, dotata di un prestigio sociale superiore a quello dei dialetti parlanti in una data regione. E la pratica corrente di una lingua a tetto presuppone l'esistenza di un sistema scolastico, come diceva Vincenzo, atto a garantirne l'insegnamento e l'alfabetizzazione dei locutori. Poi Taita dona da suo standard una lingua di minoria, gli dona la possibilità di essere spagnoli, di essere uniformi in tutto il logos, anche questa imperala, di durare in su tempus, dona la possibilità di studiare e si impreo poi essi in ogni campo e momento della vita e delle comunicazioni e chi arrenesci all'ompia su status del bilinguismo perfetto poi dona essa proprio sfera socio-economica della lingua del suo stato. E come ti si va in uno standard? Questo Soravia è un linguista dell'Università di Bologna che scrive: ogni lingua si suddivide in dialetti, talvolta così diversi tra loro da essere incomprensibili reciprocamente. La lingua scritta tende a essere più conservatrice, ma soprattutto è una forma normalizzata della lingua. Interessa quindi il fatto che quando si deve dare una forma grafica alla lingua non si possono più utilizzare le oscillazioni del parlato e su chi ovviamente vi sentimo. E dunque devo agattare questa maniera di poi scrivere i sonus, ma i sonus non funti tutto uguali, ci funti i fonemas, che vedete a mano manca, i fonemas funti i sonus che si evita distingui i fuetus di questa lingua. C'è questo esempio in capitanesimo cerri e kerri, che funti due fuetus che si distingue di scetti o uno sono. E questo sono sa africana valattari C e sa occlusiva velari Q. E dunque questo sono che serve a distinguere due fuetus deve essere scritto in maniera differente. Poi questa regola narra fonema differenti, grafema differenti. Noi un po' comodinario e po' su fatto che se uso alfabetizzato su dotus in italiano e uso scioperà sa proprio la regola di scrivere in italiano. Poi sono su cia, ciò, ciù e poi sono su che e chi, imperendi o sa I o sa H come si italiano tutto. Invece a mano diretta vi uso che li punti altri sono su chi non devono comparire in sa scrittura, voi da punti allofono su e stanno ai punti pronunzie differenti in dialetto differenti del suo proprio fonema. C'è questo esempio su quello che ormai sole in italiano che in sardo capitanesimo dei 8 pronunzie: soli, sovi, sogui, sori, soi, soi, solli e soui. E satro quello è in italiano suono che può essere pronunciato sonu, sonu e sonu. E dunque, questo non funti fonema, voi non fanno distingui i fuetus, funti sonus differenti a seconda del suo luogo anche di pronunziare. E dunque, se regola narra chi no, su fonema non è differente, non ci deve essere un grafema differente.
e stanno non devono essere scritti a maniera differente del logo a logo, ma devono essere scritti sempre a questa propria maniera. E dunque questa norma scritta o per formalisi prevede di o grafia scelti poi all'opera. E dunque usa scritti soli e scelti soli. Scrivi e no. Scrivi, poi ognuno si pronunzia da secondo il suo dialetto della vita sua, naturalmente. E dunque una norma che tutto su possa comprende all'estero e possa produrre sia del suo quadrato sia del suo scritto, una norma che tutto su possa imparare con regole fonologiche e stanai dei soni e morfologiche e stanai dei desinenze grammaticali chiara, precisa e che faccia da dedursi e applicare in astro, dedotto chi conosce questa lingua. Chi non sia troppo shrevedosa o troppo stesiata della varietà del logo, che deve risultare accappiata in qualunque maniera e stanai devo sempre accattare questa corrispondenza del suo suono, del suo dialetto mio con su grafema, su questa maniera di scrivere questo suono in questa norma della lingua. E dunque questa norma sarebbe di questa relata formalisi, poi di prodursi e trasmittisi idee, può uniformare, saprà che voi da pari saggetti di un uomo, che è appunto questa lingua. Poi Taddeo che scrivo in un giornale, deve essere sicuro che come tu scrivi Deo, dopo su a rinascita dalla religione lo comprendi. E poi questa questione di questa pronuncia è una cosa più trapallosa, poi già dotti in lingua, ma non tutto su, tento la pronuncia precisa, ponnai sul norvegese, vedi due norme scritte e non te nessuna regola di pronuncia, ognuno questiona sul dialetto su, poi si comprende di tutto su. E i linguisti pensano che o in lingua di minoria, che punti praziosa in meta dialetto su, conviene di hanno donai a regola di pronuncia e dunque ognuno poi si guida a pronunziare secondo il suo dialetto su. E dunque se commenti posso usare documenti si fai su standard. Fai da fai un sciovero che è contenti da tutto su e cali punti scritti su secondo sul numero dei fuedatori si hai ci da vinci su capitaneso a mano poi da esti punti bruso del doppio dei schifo da locutoreso, ma noi adesso è giusto poi locutoreso su. Oppure secondo il suo primore politico o su primori economico o su primori letterario e sul linguista Soravia si ricorda da che solo agendo storicamente seguendo le linee di progresso della lingua le innovazioni programmate potranno fermarsi e stabilizzarsi. Quando avevo fai uno standard, una norma, non potevo andare contro questa storia, questa letteratura di una lingua e non sono tenuto su due di letteratura. Certo, questa lingua è una, su sardo è una lingua e dunque ogni lingua deve un alfabeto e infatti tutto su sardo deve un'ortografia scelta. Questo è sul liburetto che è spessio, usando mi pare con questa prefazione di Oresti Vili e di Paolo Villonca e no su chi propone di questa ortografia universale e sta questa corrispondenza del suo suono con questa grafia prodotto in varietà del suo sardo e sul fatto che questo liburetto è dovrà accoppiare pari in sul libro del suo sardo standard. Una cosa ovviamente, sul fatto che si usato una lingua, si vede che chi uno piega sul libro e confronta questa parte locutorese e questa parte campidanese, fonti uguali, scelti che si differenziano poi scrivi punti di differenza fonetica, poi questa grammatica è uguale, poi questa lingua è una, questa grammatica del sardo è uguale, prodotto in varietà e prodotto in dialetto. E dunque se noi troverà uno standard a due norme, poi te fondava su questa presenza storica sul connotto letterario sardo di due varietà linguistica, manna, sa locutorese e sa campidanese. È vero che a una castiata propriamente linguistica non c'è una brazzidura venidera tra i due che non sia idealizzata, che ha continuità di mutamento del dialetto sia dentro dei macro varietà e sia di una macro varietà del Sartra, questa zona di mezzanino.
ma nemus e la podinai che in Sardegna non ci possa essere finza su uno vuoi da dori che leggendo, ascoltando la poesia, un conto, la cantata, che si sia non arrannesce a scerare in poco secondo su chi questo scritto per tocchi a sta varietà del locutore o sta campidanese. Poi tutto da sconoscere. Poi c'è questa bintera dei isoglossas del fondamento, i isoglossas appunti in linea, i prazziti, i sparti geografici a seconda della pronuncia o a seconda del suo scevero dei fuegos. E questa isoglossas del fondamento che pertoccano da un numero umano mero de fuegos del massimo impreo di ogni addì e funti isoglossas sia di razza fonetica, dei sonos, sia morfologica e desinenza grammaticali. Poi non è questa variabilità dei lessicali che è finza manna tra sul logudorese e sul campidanese, e questa isoglossas prazzita a maniera bruso manco orizzontale sa Sardegna in due metallisi linguistica. La sede in mezzo una zona grigia o un dretto murro del dialetto anche si isoglossas ad otto su che tale sappari si ingrugiano e si confondono in treissas. E noi sul libro è opposto a Ganta per l'ingegneria che voi in quattro isoglossas de fundori possa differenziazione tra campidanese e logudorese chiesti s'articolo plurali is in campidanese contro sa sos sas in logudorese sa velare latina conservata come chelu posso logudorese contro sa celu su campidanese e funti in due metà di grogicella e grogugarrico su campidanese e su logudorese. Poi ci punti sa vocali da capo sa proprio cosa su logudorese la podera da isa e o latinasa dunque sa sos chelos e invece sa nostra rausu is celus con sa e su pronomini personali lu in logudorese contro sa lu su campidanese. Biesi in questa fascia del mezzo ci punti sa mistura da questa pronuncia è tipo in cravas o in uraki nanta ischerus oppure in questa zona del sogliastra nanta iscelos e aici questa è sta fascia di Pesania. Questa è un'altra cartina che ha fatto Blasco Ferrer che in pruso di schia punao in deo ha aggiunto altri caratteri naturali ischina, limba, fizzu e ruttu contra sa schina, lingua, fillu e arruttu oppure altre differenze grammaticali cantana contra sa cantanta non si apoderà sa T della terza persona plurale sul latino invece sul godeso da fede o su congiuntivo imperfetto proerede contra sa proessidi e altri fenomeni su lessicali tipo portiche como o didu e imoi e questa differenza Bolognesi ha fatto un studio mega interessante questo si legge non puoi capa non si legge su richiesti assunta distribuzione dei dialetti sardi in base alle distanze fonetiche reciproche. La vicinanza dei dialetti sulla carta riproduce la loro vicinanza fonetica e stanaiga i dialetti sui punti meda s'accanto punti già i singoli invece quando punti stesiauso in aiga si differenzia tra meda e tutto su OTP su campidanese e su logudorese esiste di volta c'è punti due strumas su campidanese è meda strinto invece su logudorese è meda uso spagnolo e poi ci punti un scanto del video che punti in mezzo sa mezzania e quando Bolognesi ha precontava su computatori prazzi mitus e dialettos in 8 aree di punti per sia sai tutta varietà tipica in blu scuro c'è su nuorese un baronese in blu chiaro c'è su bravagino su gruppo del Volli che denti sa glotti su gruppo del glottide poi c'è in arrubio sta fascia arrubia punti due gruppi sul logudorese comune e sul logudorese del bascio poi ci punti due bidas sere che l'acqua di mezzania e poi ci punti due sutta varietà del campidanese
chi est su Campidanese occidentali in Grogu e su Campidanese meridionali e orientali in Arrubio. E sta regione ti ha fatto Soria ha proposto SLSC, Castai anche SLSC esti proprio in mezzo sul Logudorese, esti sul Logudorese del Basciu, sa lingua sarda comune, chi Antapolli imponni a tutta la Sardegna, esti una varietà accanto ai dialetti di Abbasanta, Ghilarza, Sedilo, Lalpirso, e stanno un Logudorese del Basciu. Noi invece, con il traballo dei Sarregulas, e ha fatto gusto sa norma del suo Campidanese che corrisponde con i dialetti su Cagliari, Iglesias e Maracalagonis. Invece in Mon aggiungevo su questo traballo possa primote questa storia ricordate che sul Logudorese non è stato mai proposto una standardizzazione, non si deve fare mancai Santa Pigaia a Corpus su sa norma che noi proponeva su fonti i dialetti su dell'oceano il Lorai, Bono, Bultei che come ti potevi dire fonti proprio in mezzo ai due macro varietà ai due sutta varietà del Logudorese nuorese e dunque si vuole accontentare a tutti. E funti accanto a San Norma dei Scantatori, sicuramente narrata Valentina. Siamo tre credi? No. Quando pensa mica sta gente si diandra. Dunque, la vostra didattica sarebbe di questa tua norma, la vostra scuola, voi sta relata di questa varietà del logo con San Norma, è facile in mera. Poi avete la regola di corrispondenza precisa se entra questa pronuncia del logo e sa di San Norma. Poi noi sono Sovi e noi Sovi. E os imparai che questa pronuncia si deve scrivere sa L, oppure questa assimilazione, noi sono Mottu o Ottu, però lo scrivo su questa RT, poi la etimologia è su San Norma Campidanese Scipia, esti Ortu e Mortu. E dunque si rispettano sempre, e come che sia, si relata regolari tra suono e scrittura. Chi vodotti sardus adattenis proprio a regola di corrispondenza. In cali si sia maniera orlata scrivino, oppure sono Campidanesi. E questo è su gruppi potevo pensare di degno in D, a su punto anche sta ruta sa lingua sarda, che sta accanto a me del suo ricco degli esperti. Effettua una politica seria di entrare in questa scuola, come ti fai a Nendi e Vicenti, inghizzendi di questa vuotata dell'obu, questionata, ma scritta secondo questa norma di questa macro varietà di cui accanto. E devo aggiungere, cosa aggiungo mancai del vecchio su de vita, che sono gli unici che ancora conoscono questa lingua e ci cristianare, e poi aggiungere a spiegare su e spicciocchero se imparare. Accanto ai maestri e scetti una politica ICE a donare una forriata a mano al suo benidore di Susano. E questo è che noi proponemos e speriamo che di faccia il tempo umano in tutta questa Sardegna. Due fuegos, tenho três diapositivas a due fuegos per questa questione venidora desunificadura. Ma su venidori unificando su sardo, non è che ha essi o dorrai a su Vassau in Noveusu, lo avete scritto dell'Aquila Iannacaro che ha scritto un libro mega bello, La pianificazione linguistica. La lingua è attualmente componente essenziale dell'identità e coesione statale, tanto da far sembrare naturale e quasi necessaria l'equazione Stato, lingua, etnia. Di fatto le nazioni europee, ma non su leggi su status europeo, noi nazioni, si reggono su questo principio. La lingua comune è collante e legittimazione della nazione, è fattore in ultimo prevalente. Nazioni diverse parlano lingue diverse, i diversi parlano lingue diverse. Lingue altre o dialetti rappresentano un ostacolo al conseguimento dell'ideale di unità nazionale espresso dalla lingua standard e sono combattute come residuo di ignoranza. In ogni caso è la popolazione a doversi adattare alla lingua dello Stato. Non è mai presa in seria considerazione l'ipotesi
che siano le lingue ufficiali a potersi accordare alla realtà sociale, ad esempio tramite l'accoglimento di più varietà standard modellate sui diversi usi effettivi dell'insieme dei cittadini. Questo è accadendo in sottugento, in tutta Europa. Aici punti nascono su status nazionalisi e linguas nazionalisi, e aici si italiano a combattere e cercare di poi usare. Credo che nemmeno sia la voglia d'orrai, o su benidore questa lingua di Sardegna, a uno passau, che sa storia dei tempi de oi, deo ha scritto pontis in logo de murus e sa diversità di est una ricchezza, a mostra da deai interraude di ora. Sa Sardegna è una realtà di multilingua, tendi brusu de una lingua nazionale, ca galluresus, tattaresus, saligheresus e tabarchinus puru fa parte dessa nazione sarda. E tutti in lingua, su sardu, con varietà di suasa, e finza si schi linguisticamente punti non sardas, come su galluresu o su tattaresu, devono essere amparate con la propria dignità e proprio su direttus, che fonti espressioni del suo popolo sardo. Grazie. A nova noi sul tecnicismo, questo non è tecnicismo, però è a chiarire i testi questo libro e come io traballavo e come si traballando. Se ho traballando contrasa a qualcuno che invece sa deve gai questa strada, questa via o questa ruga come tenate a Castello, io inventai un'altra di lingua sarda. Ecco, questo non si dovrebbe permettere. Anziché migliorare e normalizzare in lingua che tenevo, signori, inventai un'altra che non accontenterà nessuno e sicuramente alla fai sparersi su Capitaneso. Questa è stizza LSC, la vai, ecco. Noi la conoscevo bene, ecco voi se io su impegnati sì, per questo non brintili di adero su come da lei regionali. Stefani per questioni su Capitaneso e su Logodoreso. Ma quando nasci su Logodoreso e su Capitaneso? Potremmo scegliere su Zadru che cristiano un noso, deriva su 90% del gruppo direttamente sul latino. Magari qualcuno narra su contrario, però c'è molto in terra piattista Zavuru, quindi ognuno vuole essere su che io vedi. Sul Logodoreso e su Capitaneso comincia a si divaricare del latino, quindi del sardo volgare, già del XII, su del XII secolo. Chi non si picava su scritto di questo periodo, spicciocchetti che va in scuola con me, sull'università della terza età, dove si conosce, potete tornare avanti da Ciappausuno e si studiava già in cui si comincia a vedere scritto su documenti su condages su XII-XIII secolo cominciano a si vedere già su Capitaneso e su Logodoreso a undi il poeta si accappa in is esatto si accappa in es a undi uno è lughe e l'altro è lugi e aici è uno è figlio e l'altro è figlio e la vai in cui comincia. Quindi dopo 800 anni, 900 anni sono però permessi che qualcuno a livello politico scetti la vai possa andare. No, su Capitaneso non esiste, potete pennare luci quando su guarda il lughe, potete pennare acqua quando su guarda è acqua. Sai l'SC questa? Noi siamo stati obbligati a scrivere ABBA, quindi dopo spicciochetto su cristiano in Capitaneso, però non vai a scrivere, secondo questo, in LSC che è sul 90% Logodoreso. Invece noi olioso, salvai su Logodoreso a Ici come te, però salvai su Capitaneso a Ici come te. Perché dopo che sono su Capitaneso, Capo del Reso, arrivai a imparare questa regola, ci voleva su un anno. Proposto questi ciocchetti. Quando noi impareremo questi ciocchetti sui testi, una metatesi,
in un fuoco. I testi savoccati paragonci, commenti si vorriano su rurali. Spiccio che si quarta, quinta elementare, la variante tranquillamente. Dopo si scriviamo sbagliato su quello, sbagliato. Commenti lo pronunciavo, e io su correggia, lo scrivete bene, non c'è nessun problema. Se un oso mando si capotta sa fare su resistenza. Che qualcuno mi ha domandato chi oso fare sul corso di aggiornamento, corso di formazione di lingua sacra. Cosa fare io? Devo fare in dito su, dopo fatto in scuola, gratuitamente, a gratis, so fare in dito in sala universitaria della terza età in Appoggio dei Pini, naturalmente di Capoterra, a gratis in quei muro. Quindi sa gente che si ora accostare a Susato e ho i vidi non scetti come si questiona, quando mi hanno anche uno riuscito a questionare ma vuole andare con non imparai. No, non si imparerà su Sadro venendo a scuola. Su Sadro si imparerà in Saia, ma ne scendi con ogni antico. E possibilmente ma ne scendi con questi picciocchetto su questi piedi. Quindi su consiglio mio è sempre questionare questi piedi su Sadro. Non su fare un'altra cosa in sa scuola poi mano su. Fare su formazione, fare su studio a pizzo su questa lingua. E scoprire su commenti questa lingua se evolvia. Poi tanto che sono di aici, esatto che sono di aici, differentemente. Non sa proprio dignità i nostri più su aguantai queste macro varianti e a rispettare i fuedaras di ogni vita. Questa è questa norma che noi stiamo presentando e speriamo che vi bene. Il nostro accabbao intervento e noi a pregare e invitare qualcuno che ora interviene. Ci punti noi persone che lavorano con Susadro, c'è Renzo Cugis che è uno dei spicciocchi dei grovi che lavora in Sarrai pari alle Pittoni, e poi è doppiendo a doppiato Pimpa, e poi è doppiando stato cartone in mauta e mini cuccioli. E in Sarrai è in trendi questa lingua sacra. Ci che uso da guardare. C'è Franco Baini, autori di tanti commedie a San Sadro, registi e autori della passione di Gesù Cristo che va in Donia Vasca e non vita. C'è tante persone che do sciuga appunti appassionate da questa lingua e hanno a fare mera per valorizzare questa lingua. C'è un allievo mio Fabio De Sì, studioso, appassionato di Sadro, appassionato di lingua, che ci chiede di imparare, così che manca su di vai, su mai sto mano, che si deve andare in pensione, e ma vuole che Fabio si chiesi riscosse che sono fare di nostro, e hai ci tanti persone, quindi non invito sempre a spicciocchetti pure, bene a scuola, bene a questo corso su vi esitate questa lingua sacra. Questa lingua sacra non è fatta di scanzonette che vuole dentro una dignità di cosa solo, ma è vera di Bruso. Entro c'è questa letteratura, entro c'è questa storia, entro questa storia nostra che noi dobbiamo cercare di valorizzare. E sviluppa per sempre i servidori di persone che non ti impegnano. Chi ha qualcuno che sta sul microfono è a disposizione. Olemunai Bulga, questo libro voi che andate a questa sala è in vendita, c'è costato un libro che si è fatto Billy Steveni, e c'è Finza il piccolo principe su Principetto, traduzio in sadro da Steveni Gherchi, che è troppo bellissimo su un libro che agattasi in questa sala con suo sconto, no Maria, con suo sconto. Noi sul cerimoniale a essere vittoria di questo drammato. Maria Marongiu, che non fessimo issa, vogliamo essere noi. Issa sta sostegno del Singizzu e del professore, grazie a qualcuno
ringraziamenti. Chi si olla cimentare in sacro. Bene, sì. Ma cos'altro sulle imparare una ortografia comune prodotto su sardo, su logoreso e su capitalismo in paese? Non un'ortografia o su capitalismo. Ah, ok, modificato. L'ortografia corretta, infatti, di strubbiamento su pareusu, quando questionamos, no? Sa vocali paragogica, no? Manoso, sasmanoso, addirittura sarmanoso. La scritti sasmanos. Quando dovessi scrivi su cielo e su chelo, come ti fai questa cosa? Su chelu a barracchelo. Su chelu a barracchelo. Su cielo, non è su gelo. Ma come ti scrivi? Su cielo. Poi sa x iniziale non c'è mai, manca il rosu dove pronunciato. L'oso non era su gigili, però scrive su cicili, no? Non era su gelo, ma scrive su cielo. Ok? E sono scritti chelo. E nanta su che Scusate, questa è la pronuncia. Sì. Ma sul fatto è questo pipino, naranzo, mica su governo da solo, cani, Certo. poi l'articolo su cani, cos'è successo? Cosa ti è successo? Cani, cioè consonanti mudongias, consonanti mudongias, però questo in capitaneso si narra le consonanti mudongias, conosco il locutoreso naranjo sa consonantes mudongias, e stamattina si cosa, cioè nara, una inversione in esattera. Salvavetto esti vataici ci punti tres colunnas c'è su sonu e sa spriccatura in capitaneso, in locutoreso e in italiano desimpero dei grafemmas a voi sono. Ma su grafemma nessuno può si mettesse sul locutoreso. Certo, sa C esti C con nosu e C poi locutoreso, sa Q esti nosu con nai chini, scrivo su chini CH. E isso sonanta chie e scritto CH. Però in anta chida e non sono nato su cida, isso sono scritti CH e non sono scritto su C. Ma voglio dire, Ho aggiunto una cosa, scorrezione di questa pronuncia. In Sosulcisi, me Maurello, nanda Pucciu per Pomuzzu, ok, quindi stati Z, da vorreta C. Adesso sono usciti che in realtà appunti correggenti con stati Z che non tenti, ma riusciti a scrivere benissimo, poi manca che l'incontro del Sosulcisi. Giuseppina H, di Piavelli, ma non possiamo vedere. Ah, c'è, scusa, non ti viene. Esso su dentro una pronuncia che voi, come per esempio scrivi Uccio, quando è Puzzo, tu scrivi tranquillamente Puzzo, e essa la fanno con spippino su me scuola, e quando tu scrivi, tu scrivi Puzzo. E vai, spicciochetto si impara da una cosa meravigliosa. Se un oso mando, se mi sono perché piuttosto stato, ma spicciochetto si impara da subito. Non devo prima elementari so canno. Mi dispiace che non ho portato un documento perché comunque bisogna che si sta in tempo. Ma io sono punti già scrivendo in sala. Chi a Sabine sanno, chi viene in scuola, che è quello che dà il tempo. Sono finito a fare i murales in sala. Ok? Tutto traballo di spicciochetto. Storiette che ho fatto, poi da rappresentare su me murales. Quando io faccio sacro, che sono in sacro, faccio scrivere sacro, in prima elementare. Certo, non pretendo che io su scrianta di una canzone, però scinti fuenos. E imparate a scrivere, ahí come si scrive questa regola. Si può questa regola dell'italiano come questa regola del sacro. Non c'è nessun problema con questo giochetto. C'è gente che va in resistenza contro il sacro, no? Si può dire che ma poi non rinforzare l'inglese invece del paesaggio. Ma non è che faccio sacro disturbo l'inglese. Dopo questo che in classe mia faccio inglese e sacro. Ma non è che mi disturbi, ma questo che non si dice, questo che non si dice.
Lei sa ragione. Chi ne cresce bilingue, questo è uno studio scientifico, chi ne cresce bilingue, che sia italiano e sardo pure, sempre bilingue, e poi quando già vuoi imparare una terza lingua, una quarta lingua, eccetera, eccetera. Quindi questo è scientificamente provato. E non lo studiamo nostro, è uno studio di una professoressa di origine sadra, però che studiava e insegna a Edimburgo, in Scozia. Vittore, ti passai spasta, non so che ne sono? Meno 10. Abbiamo 10 minuti, anche di più per intervenire. Franco. Attento Franco, da questa parte. Ti va su. Alla destra, Franco. Alla destra. Buonasera a tutti. Ho ascoltato come l'attenzione su questi giornali costumerini e mi devo comprare con Stefani. Poi da Stefani non si chiede di esatto, sei l'unico che puoi danzare. Puoi danzare su 100%, poi da mera volta se succede e capita a me pure, di questionare sardiano, che è praticamente l'italiano traduce usato. E questo de certo non aggiungerà cosa riesti s'allogatura di questa lingua in suo territorio nostro. Siamo di accordo che su Campidanese, in quanto lingua maggioritaria, non può rimuovere dello stesso regione, ha pubblicato un curriculum deposato su Zeta, che però col suo coro ha ragione come a me. Qui Mausu ha ragione di politico e quindi tornando sul discorso della lingua sarda comune, è una specie cassola, hanno certi che stavano in tutti e due, però Dio non mi permette in nessun modo di imparare la lingua sarda comune, poi tagliare essi, questa carta identitaria mia, hanno cancellato tutto. Poi, quando noi andiamo fuori su de piglia, scelta si intende guardare, quasi sempre si nata, ma tu sei capo del reso. Poi da sul capo del reso devi guardare preciso chi non è uguale su Sarocchese, non è uguale su Gueso, chi si accosta sul decimesimo e vai a Cicavoita, si accosta alla Donna del Maria. C'è un vacuum messo tra Semini, Elmas, Capoterra, Sarrocco e Pua, che c'è questa diversità del modo di guardare. Poi una cosa si deve punare, adesso tradire l'Accademia di Susato, ha mandato una mail, firmando il Franco Baile, il nome e cognome si mail per Franco Baile, che però io di dissenso a piccio di certe cose, e state cancellare, non si va. Calancuro deve si fatta, non si va. Poi Calancuro deve attribuire a Voltaire, ma non per Voltaire. Non sono d'accordo con quello che dici, ma mi batterò fino alla morte perché tu possa continuare a dirlo. In Augusto c'è alcuna cosa che devono, cioè a parimento mio, devo scrivere in campidanese dei 35 anni chi scrive di teatro, chi recita teatro, vi dico su teatro. È una cosa che mera volta si scaresce a stasera lavoro, e cananta che scantatori si punti salventi sa lingua sarda. Che bosatro su paresi una similare tra questo che è presso il mondo dei scantatori e questo che è su teatro originale dialettale, o c'è una porala mano a mano. In suo senso che su teatro dialettale, in DTO, è mera lussidio dei musuliesti sa cantare. Questa sa cantare si dispiace in mera, che una rasa non ci vuole perché arrabbiare. Avere la media nel lavoro, però si deve pure un'altra cosa. Quasi tutto il corso sugli iscritti dei teatri non sardo, dei teatri dialettali, non ci dà uno chi scrive in campidanese. Ognuno vuol dire che secondo sa sul mondo del guardare e sapete da solo. E dunque, se siete d'accordo con Stefano, come siete d'accordo con Pittao, che a sortografia deve essere così. Settimologia è cosa originaria. Ma volta si andrà a confondere, dopo che pagavo, c'è sapere mia,
sa chi è grafia, sa chi è fonia. Una cosa è come ti si scrive, una cosa è come ti si pronuncia. Ed in cui nasce di cosa sa chi. A stesi a mera su quella esame, non sa chi è sapere dare su quella esame. Dunque, se questo trabalho non tocca a fare, del cercare di fare, di tornare alle sue origini, sì. Di tornare al suo condotto, di dubbi il suo condotto. Ci punti certo quello, che punti certi notti, intanto si andava a fare teatro a Bacuave, senza giudici per Mario Muglio, quella una rassegna, quando è acabata questa rappresentazione, mi accostavo Mario alla pratica, non mi un indirizzo email e tempo da mandare, quasi una cosa. Una delle cose che mi devi domandare è prendi seri. Chi se non ha mai inteso, non so che poter essere uscire su Toinare, però se non ha mai inteso, che la mia prendi seri, Toinare. Un altro due qui mi ha domandato, gli annai è strampone davanti. Chi conosce che poter essere uscire esattamente dentro la questione. E poi Stefano, questa è una questione, cioè una domanda, non è un questo, devo fare questa distinzione tra su guardare e su questionare. Questionare è portare una risposta, guardare è giusto scambiare di quello. Tenevo su in lingua nostra, su quello di derivazione spagnola, riunioni, e ho parlato, ma priuciti, i spiuso che non intendo, c'è un attore, c'è un combino, attori posato su circa di me, che è un venire incontro, s'adoviato tra di loro, si sono adoviato, quasi sempre per casualità, e poi addirittura usai a suo posto delle riunioni, combino, si pure da molto sul un paura, su un vino, vedi, non lo fai sui accenti, però che qualcosa, tu dici che chi ha fatto su classe, che perché ha fatto già questo. Convivo, bene, adesso latino, convivere, che da una censi, bene, a dopo che ti convivo, non è che devi fare un mio, è che devi mandare donare a papà e a papà. Quindi siamo proprietari del suo mondo di guardare, dove gli anni salvaguardare sempre e comunque. La senda Petri, su quei punti sono orientamento personale, non è con il suo fallimento mio che considerare che si guarda allora che lingua sacra e ci metti due con un'altra cosa. E oggi è mera difficile, di spippino, di spiccioccheri, di scuola, poi si imparare su usato, due si guardare, poi ti canto pure te lo non so. Ormai su usato non si guarda più. E quindi ogni cosa che si vuole tenere un inizio e tenere una fine. È un mio interesse di stare inquadrato non dell'amore, a cos'era. Però se tu non hai un uomo, il profeta Bai, che probabilmente tra 3, massimo 4 generazioni non resiste più su teatro usato. E c'è una ragione che l'ha fatto dai 35 anni. Grazie. Salutando su siti, dopo quello si salurai, c'è ognuno poi fuori tornare a Quilli, su Cannao Franco, cosa che sono dei vago con Franco, la nostra posizione cosa sua. Infatti da Bonao devo a Franco, che ogni suggerimento sarebbe a arricchire e a correggere. Questa non è la Bibbia vecchio o Nuovo Testamento, non è un dogma, è una aina che si usa in perenni, gli altri che stanno impunando con i sarregolas, che è suscettibile sempre di tempi correggere, migliorare, mandare innanzi sempre. Questo fatto poi dei spicciocchetti che sono andati sempre per lo sparo su usato, dopo ci sono 40 anni questa scuola non uscivo. Quando 40 anni fa entriamo in classe e che saremmo su usato, non mi comprendi andato tutto, se mi rispondi andavo usato. E poi, qualcuno mi comprende, però nessuno mi risponde. Ma rispondi ti 20 quando devo si preparo e in sala ci davanti pure mi risponde. Come ti senti inglese? È come se stia studiando una lingua straniera. Questa cosa che chiede di importo, per tocca questa scuola, è che questa scuola arriva ad uomo. Un picciochetto arriva ad uomo con il suo quaderno desato, teneva il suo quaderno desato e di no,
L'Igidum pari con babbo 2 e mamma 2, pari con nonno, eccetera. Intanto in cui aggiurano. E sarà esaminare, sì, nonno mi sta parlando in sardo. Nonna mi sta parlando in sardo. Ecco, questo è a cercare di adere su dei convinci sargenti a tornare a questionare in sardo. Si vuole fare, c'è ancora tempo su povorri di adere su recuperare su che noi ho fatto l'anno passato. Du fuego economico. La regione Zadra stanzierà circa 1 milione a anno per vai progetto di lingua zadra in scuola. 1 milione. Cercare di insettare canto picciocchetti in percentuali arricchiti fai zadra in scuola in percentuali. 1 milione, poi picciocchetti sono dovuti in scuola di zadra. Su 20? Su 3%. Su 3%. La vai 1 milione spendi ogni anno e arriverà a su 3% dei picciocchetti delle scuole. Oggi già nulla. Oggi sono bollettini su dinari. Questo dinari deve essere spendi per formazione degli insegnanti, per cercare di convincere famiglie, denari ai famiglie. Questo è tutto il lavoro di questa regione. Ma il politico pensa ad altre cose, non a questa lingua zadra. E in questo inghippo. Questa politica blocca su pensare di questa gente. A questa gente non riusciva a arrivare su zadra. Mi dà capo, quando noi parliamo questa ricognizione di scuola e domandavo su terra pratica che tu in trendi di prima elementari paressi stato su 95% del gruppo nata ella magari qualcuno non ha nome magari non è manco usato però ormai inizia se gusto dai fuori di sera pratica imparare a usare e con gusto mi va a ricare a capo che non c'è qualcun altro intervento Renzo hai nato fuori Renzo si dà buono, questo è lei, pittori. Questo è nato usato, non so che ne sei mai intendo su i ciocco dei grobi, questo è pittori tutti i spicciocchetti che ha ragionato al sadro, fa il doppiatura di scartosa di mouse in sadro, e so mi ha domandato una volta, ma devo metti tempo questionare, ma tempo questiona come ti pensi? Perché uno si impone ciccai, voi non devi pensare nulla. Chi ci pensa pure con l'italianismo? Pazienza. È chiaro che quando tu scrivi devi dare attenzione, ma quando sono questionanti, mi è capitato usare la radio, con la gira a fare, quando sono andato a deposato, mi sono accantato dopo intendendo in piedi che mi ci avessi con l'italianismo. Però pazienza. In cui la radio commenta tutte le cose, sai, mera veloce, non fai resistente. Quando tu scrivi è tutta un'altra cosa. Quando tu scrivi su tu un noso di allievo mio su questa scuola, quando tu ci tenevi è perfetto. Renzo. Una cosa, non su questa questione nostra, che io sono che si deve fare e se inizia su questo problema, ma si sa comprendere. E non si deve dire che uno di Calasera, che ci sono una macchina che l'Italia per dire che ci daremo, la roba era si prendeva volta, sempre un bel punto. E poi io sono regola, io sono veterano, dopo che pure io sono, no, per la prima ma tu leggi questa volta, questa cosa non faccio, sì. Poi te la senti. Ma non va nulla. Non è il pittori, che è il esatto, su capo, su vestiti, su capo, su maciccio. Maciccio. Cioè, non è che ci arrivi, o va a pigliare sta giornalista che trovano pari, di scapita, così. Così in sostanza. Ma non lo sai, poi ma in questa trasmissione si di avere su divulgare e di imparare sullo testato. Andava bene, ripeto, scusa Tony. No. Osservatori live 99
squadra dopo stato l'anno con questi e sicuramente questo può essere di noi, questo di noi, e sono ben contento di questo trabalho. Poi questo trabalho io resto sempre nato di vai. Tu hai macro pagaransi, soprattutto sul Lorenzo, un palo militare, pezzi militari, cambio internantesi, e si deve camminare su una guzzata. Di calcuna su una via, di calcuna voi deve spuntare, è una cosa più bella di sé, ma bella meglio. Però si inizierà giusto due cose a macro pagaransi. E da sono contento di questo trabalho che fanno. Dato da parlare con la Zama, su Foreste, oltre a essere collega sapeva al tiro per i mesi, parentesi, e sono sicuro che se Castello di Sidi è contento di tutto. In Augusto, io spero che Franco Baili si sbagli nelle previsioni che ha fatto, sia per quanto riguarda su campo usato, su campo capitalismo, sia per quanto riguarda sulle altre. Io spero che non succeda, che sul giro della generazione bene per mancare nessuno è stato. Devo essendo il figlio dei cantatori, perché proprio lui per direi là, i cantatori produttori dell'età usato, i nostri euro su campo usato si erano moventi. Questo che era scritto secondo me ma un anno fa. Su campo capitalismo erano morenti e si sbagliava proprio per non capire. Poi da noi molto sul campo c'è mera scartatori di giovane, di ciò che è giusto da 17 anni, 18 anni, comunque per sempre. Il problema è che me vita funti la serie una tradizione che ha caratterizzato questa zona nostra per secoli. C'è un periodo c'è stato che si cantava seguendo Polpiese, un periodo sul fascismo, per esempio Polpiese con questi cantatori che erano sotto metà, con tante cose sul regime non voleva attenti, e un periodo da schiantare bloccare, da sospendere. Basta, dopodiché non sempre esiste. Lui ha cercato lo strampollo dei vari, previsto, però non ha fatto due da un uscito che si è condotto, ma priuzzo. Noi sul Capoterra non avevamo non riuscivo che sia l'uso venga usato questo quello a priuzzire. Per cui devo che mi auguro le cose che ma le previsioni sono sempre sbagliate. Ma il suo pure si cavolo se usa il ribauso a Sabini che io le savardai con la giornata con la corso scarina, no, ci pensavo no su questo. No, di addio, ritorno per grazie a tutti su quanto è esistito, di addio su pazienzioso su che si è ascoltato. Si era pratica che ognuno di vosaltro su faresti del trabalho di trasmissioni di cose che non che ognuno fai con suo vago e di chi sono con suo amico, con suo figlio, con suo zio, eccetera, che alcuna cosa si sprascini, come a uno stigliolo che stava a sacqua, si sprascini. Quindi, non so ho fatto, non so che stavo uno stigliolo, vosaltro so che sta indi ancora di corso. Vi do grazie a tutti.